collegato con tutti voi. Purtroppo è una giornata che è partita un po' in ritardo. Ma questi viaggi a Verona la settimana scorsa, adesso qui per tirare su il PIL con queste aziende. No, e sì, in realtà sono arrivato in ritardo, quindi rischio di farglielo abbassare perché si sono dovuti bloccare. In realtà dopo tante discussioni sul PIL e non PIL, lo 0, l'FMI che dice, il Fondo Monetario che dice 0,9, il governo 1, ho pensato di fare un viaggio nella realtà dove il PIL viene creato da lavoratrici, lavoratori e da imprenditori che sono capaci di partire come qui da 8 dipendenti e arrivare a 1300 persone che lavorano. Dunque un'immersione nel nord-est profondo, nell'Italia che riesce a creare occasioni di sviluppo e anche un messaggio a livello nazionale che se ce la mettiamo tutta questo paese è in grado di farcela. È una richiesta di aiuto al nord-est. Io credo che la cosa interessante che ho sentito, che ho ricevuto come richiesta più che è quella di combattere con grande forza la corruzione e la burocrazia. La lotta contro la burocrazia ormai diventa la priorità assoluta, anche perché paradossalmente meno burocrazia c'è, più è difficile che la corruzione si sviluppi. Dunque ricevo la richiesta di lottare con forza contro la corruzione e contro la burocrazia, due obiettivi sacrosanti, e dal mio punto di vista la richiesta che faccio agli imprenditori e lavoratori del nord-est è di dimostrare, prendere per mano l'Italia e portarla fuori dalla crisi. Grazie, arrivederci.